Tragica domenica sulle strade del Bellunese tra la morte del 19enne schiantatosi con l'auto insieme a 4 amici, feriti gravi, e la scomparsa del 62enne noto esercente di Chirignago morto in sella alla sua moto. Dramma sui colli Euganei, il ciclista 70enne muore dopo essere stato colto da un malore mentre era in sella alla bicicletta con un gruppo di amici. Le cacce ai 2 uomini che hanno aggredito e palpeggiato una giovane a Treviso. I carabinieri stanno attendendo i filmati della videosorveglianza per identificarli. Uno dei 2 è stato ripreso in una foto scattata dall'amica della vittima. Sequestrato della finanza di Vicenza 89.000 euro, medico, aveva dichiarato di svolgere attività libero professionale solo occasionalmente, ma in realtà gestiva 2 studi di ginecologia e lavorava anche in 2 centri medici privati. Dalla rivoluzione nelle piazze invocata dal governatore Luca Zaia, l'accordo di governo PD 5 Stelle sempre sul filo dello scontro, l'autonomia dimenticata, stasera alle 21:15 torna Ring. Ieri 100.000 persone lungo il Canal Grande per la regata storica che ha visto trionfare per la prima volta Mattia Colombi e Andrea Bartoldini durante il corteo a Aquila, protesta pacifica contro il moto ondoso. Mostra del cinema a Venezia, oggi la consegna del Leone d'Oro alla carriera Julie Andrews, indimenticabile Mary Poppins e poi ancora film italiani in concorso, tra questi Martin Eden ed Effetto Domino sulla crisi economica a Nord-Est. Telespettatori di Antena 3, buongiorno, bentrovati, buon inizio di settimana. Questa è la prima edizione dei nostri telegiornali e in primo piano purtroppo la cronaca di una domenica da dimenticare sulle strade, questa volta le strade del Bellunese, con 2 tragedie, 2 vittime, un 19enne di Longarone e un 62enne di Chirignago che svolgeva la sua attività professionale, un esercente a Chirignago in territorio di Mestre, 2 tragedie comunque che hanno segnato una domenica di sangue, l'ennesima purtroppo in Veneto. Ci racconta tutto Tiziana Bolognani in diretta telefonica. Tiziana. Buongiorno a voi da Belluno. Come avete detto da studio, è stata una domenica tragica quella di ieri. Di prima mattina il suono prolungato delle sirene delle ambulanze e dei vigili del fuoco ha fatto presagire il peggio. Erano le 6:50 quando l'auto sulla quale viaggiavano 5 giovani si è schiantata dapprima contro un platano e poi si è capottata in una scarpata alle porte di Belluno in zona aeroporto. Nulla da fare per Cristian Gabriele Palazzolo, 19 anni di Longarone, gravissimi i 4 amici, 2 maschi e 2 femmine, età compresa fra i 17 e i 25 anni che viaggiavano con lui. 2 di questi si trovano in prognosi riservata all'ospedale di Treviso, l'altra coppia è ricoverata al San Martino di Belluno. I ragazzi erano diretti in montagna e per questo erano partiti prestissimo a bordo di una 500 Abarth. Sconosciuta al momento la causa dell'incidente. Cristian Gabriele Palazzolo viaggiava sul sedile posteriore della macchina completamente disintegrata. Il giovane, 19 anni, compiuti a maggio, lavorava nel settore edile, per diversi anni aveva militato nella squadra rugby Alpago. La procura di Belluno ha aperto un fascicolo con l'ipotesi di omicidio stradale. Sulle curve che da Falcade portano al passo San Pellegrino invece ha perso la vita Vanni Angiollo, 61 anni di Chirignago, nel Veneziano. L'uomo viaggiava in sella alla sua moto che ha perso aderenza finendo frontalmente contro un'auto che procedeva nella direzione di marcia opposta. Per il 61enne non c'è stato nulla da fare. Di professione macellaio, sposato, Vanni Angello era partito presto ieri mattina per una gita in montagna. Ai carabinieri di Falcade il compito di eseguire i rilievi dell'incidente e anche in questo caso nel fascicolo aperto dalla procura di Belluno si lavora sull'ipotesi di reato di omicidio stradale. Comprensibilmente sotto shock i componenti della famiglia triestina che viaggiavano nell'auto contro cui si è scontrato il motociclista. Tutti sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale di Agordo per accertamenti. E nella notte 2 feriti in altrettanti incidenti stradali accaduti sempre a Belluno, il primo in via Agordo e il secondo in via Tiziano Veceglio. In entrambi i casi si tratta di uscite di strada autonome con ribaltamento dei veicoli, come vedete nelle immagini dei vigili del fuoco. È tutto, a voi. Grazie a Tiziana Bolognani. E poi un altro dramma, stavolta sui colli Euganei, vittima un 70enne in bici. Stava pedalando sui colli Euganei, una gita domenicale che si è trasformata in tragedia. Un ciclista 72enne di Padova si è sentito male ed è morto mentre in sella la sua bici percorreva insieme ad un gruppo di amici via Euganei a Bresseo di Teolo. Sul posto sono intervenuti subito i medici del 118 che lo hanno trasportato d'urgenza in casa di cura ad Abano Terme, dove è arrivato in gravi condizioni ed è deceduto poco dopo. Non si esclude che lo sforzo fisico e il gran caldo di domenica abbiano provocato nell'uomo uno scompenso cardiocircolatorio tale da innescare il rallentamento del battito cardiaco. Ancora la cronaca, sabato abbiamo raccontato nel telegiornale di Treviso della vicenda della giovane che è stata avvicinata prima da un uomo e poi da un altro uomo suo complice con la scusa di una informazione
su una via, è poi aggredita e palpeggiata, è riuscita a divincolarsi grazie all'arrivo di un'amica che ha anche scattato una foto a uno degli aggressori e caccia allora questi due uomini. È ancora sotto shock la donna di origine moldava, in Italia da circa un anno aggredita e palpeggiata venerdì nel tardo pomeriggio in zona San Lazzaro. I carabinieri stanno indagando per identificare due maniaci, uno dei quali sarebbe stato immortalato in una foto scattata dall'amica della vittima. Immagine sfocata visto il terrore delle donne in quel momento. Non solo, ma i militari dell'Arma stanno attendendo i filmati delle telecamere di videosorveglianza che sono in zona per accertare la tentata violenza sessuale. I fatti sono avvenuti il 30 agosto, la donna era in sella alla sua bicicletta quando è stata avvicinata da due uomini, pare entrambi stranieri, che con la scusa di chiedere delle informazioni hanno iniziato ad importunarla fino a metterle le mani addosso. La donna ha iniziato ad urlare attirando l'attenzione dell'amica e di una familiare che sono corse in suo aiuto. Gli uomini sono così fuggiti e le tre donne sabato mattina si sono presentate in caserma dai carabinieri per denunciare l'accaduto. Restiamo a Treviso, lasciamo la cronaca però per tornare a parlare del caso Ater e degli rincaro affitti Ater con le proteste che continuano. Allora questa mattina, come promesso, c'è stato questo presidio davanti alla sede dell'Ater di Treviso. L'ha seguita per noi Lucio Zanato, che vedo già in collegamento. A te, Lucio. È terminata da qualche momento la manifestazione per le case popolari, avete occupato l'Ater, cosa avete chiesto? Noi abbiamo chiesto il ritiro della legge 39-2017, una legge che va a colpire i poveri, i bisognosi, che aumenta i canoni di affitto a piccolissimi patrimoni di una vita di lavoro. Ecco, avete incontrato anche il commissario occupando pacificamente l'Ater, che cosa vi ha detto? Il commissario, il presidente dell'Ater ci ha detto che l'Ater non legifera, che legifera la regione. Questo sarà il prossimo passo della mobilitazione, cioè l'andare da chi legifera, l'andare dalla giunta regionale a chiedere il ritiro di questa legge. Cercherete di occupare pacificamente a questo punto Palazzo Balbi? Questo sarà da vedere, si riunirà un'assemblea regionale delle inquiline e degli inquilini e la modalità della mobilitazione sarà decisa democraticamente dalle inquiline e dagli inquilini. Il commissario ha detto intanto comunque si deve pagare, poi la regione rivedrà, voi cosa dite? Noi invitiamo i cittadini, abbiamo dato ai cittadini, agli inquilini e agli inquilini i riferimenti attraverso cui informarsi e invitiamo a pagare il canone precedente. La legge prevede un possibile debito pari all'ammontare di 4 mesi di affitto e noi dentro questo margine vogliamo far sì che le cittadine e i cittadini si tutelino e che non vengano vessati con affitti di 500 euro quando ne avevano 200. Grazie, adesso linea allo studio. Grazie allora Lucio Zanato. Questa sera ovviamente sentiremo tutte le voci di questa protesta, di questa occupazione, come avete visto, pacifica a Treviso, ma continuiamo a parlare di Ater. Con la riforma della legge il suo affitto è triplicato, un aumento che ha cambiato la vita di una pensionata di Marghera che ora guarda al futuro, dice lei stessa, con paura. Ho paura perché questa situazione mi ha veramente agitato, cioè non riesco più a star ferma, ho sempre tachicardia, sono andata anche dal mio medico. Nonostante l'aspetto giovanile, Bianca ha 64 anni, pensionata da poco, abita dal 1982 in un appartamento di edilizia popolare in via del Bosco a Marghera. Da luglio, con la riforma dell'Ater, che ha rivisto diversi parametri per gli inquilini, il suo affitto è quasi triplicato e la sua vita è cambiata. Io prima pagavo 198 euro più il condominio e adesso pago 444 euro più 10% di IVA, che sono altri 44 euro circa, più 43 euro circa di condominio. Secondo loro io supero il massimo ISA che sono di 20.000 euro, li supero perché loro lo calcolano all'ordo. E anche perché forse ho neanche 10.000 euro in banca. Con 890 euro di pensione più 400 dalla reversibilità del marito, Bianca non è nelle condizioni di comprare una casa. Ha cercato un appartamento in affitto, ma il mercato propone prezzi inarrivabili. Ora ha paura perché l'anno prossimo prenderà il TFR. Dovrei essere contenta di prendere il trattamento fino al rapporto, no? E invece ho paura. Ha paura che le alzino ancora di più l'affitto? Sì, vado all'INPS e dico di donarmi la pensione. Da decenni in questo complesso residenziale non si
vedono interventi di manutenzione. Le grondaie, ad esempio, sono rotte e ad ogni pioggia si allaga il terrazzino. E gli altri mi dicono non si può, però restaurano appartamenti e li lasciano vuoti. Non riesco a capire, perché anche qua, anche in questi palazzi hanno comunque restaurato dei mini appartamenti e sono vuoti. In via Casenove, qua a Marghera, sempre, hanno restaurato degli appartamenti e sono vuoti. Non capisco perché. E adesso la vicenda di un medico vicentino che per anni avrebbe truffato la sanità vicentina ed evaso il fisco. Un ginecologo vicentino di 63 anni si è visto sequestrare dalla Guardia di Finanza 89.200 euro dal conto corrente bancario. Secondo le Fiamme Gialle, che lo hanno denunciato alla Procura di Vicenza per truffa aggravata, il professionista avrebbe guadagnato questa cifra in modo illecito dal 2010 al 2016, dichiarando di svolgere attività professionale solo occasionalmente. In realtà prestava servizio in 2 centri medici privati e, secondo quanto scoperto dai finanzieri, per oltre 25 ore settimanali. Il problema è che il ginecologo era legato a un rapporto in convenzione con il servizio sanitario presso l'ULS 8 distretto di Arzignano e aveva dichiarato di lavorare in proprio per non più di 5 ore settimanali, per non incorrere nella riduzione dei pazienti da assistere e dei relativi compensi. I finanzieri di Vicenza hanno invece accertato che l'uomo ogni anno avrebbe effettuato centinaia di prestazioni sanitarie, per le quali, tra l'altro, non avrebbe emesso le ricevute, che non sarebbero state quindi registrate né dichiarate, realizzando così anche una significativa evasione fiscale. Il giudice per le indagini preliminari ha quindi autorizzato contro il 63enne medico la confisca della somma direttamente dal suo conto corrente in banca. Principio di incendio in una legnaia di Trebaseleghe, ritrovato un panno imbevuto di liquido infiammabile. Il fuoco è divampato nella tarda serata di domenica, le fiamme hanno avvolto la legnaia adiacente ad un'abitazione, solo la tempestività del proprietario ha impedito che il rogo potesse provocare danni. L'uomo, 74enne che abita a Trebaseleghe, è riuscito a domare il rogo da solo in attesa dell'arrivo dei vigili del fuoco, evitando che l'incendio si propagasse anche nella casa che dista poco meno di 50 metri. La cosa strana è che i carabinieri, giunti sul posto per i rilievi, hanno rinvenuto proprio vicino al luogo dell'incendio un panno imbevuto di sostanza infiammabile. I primi accertamenti hanno comunque permesso di escludere un episodio di ritorsione. Ora i militari stanno lavorando per capire chi possa aver messo quel panno imbevuto di benzina. Il rogo non ha causato danni strutturali. Torniamo in montagna, adesso torniamo nel Bellunese, dove la vicinanza e le predazioni dei lupi fanno sempre più paura. Devo parlare la parola, a tombo, a decorso la devo parlare. Guido Casagrande ci mostra come si è mosso il branco di lupi che l'altra notte ha predato uno degli asini nel recinto della sua proprietà alle Ronce, in comune di Belluno, a una manciata di metri dalla sua casa. Così vicino a casa, cominciano a far paura? Abbastanza. Mi penso così, per tutti. Mi fa vedere, mi indica dove hanno ammazzato l'asino l'altra notte? Via sul recinto là, e la porta qua e la do in fianco al nover là, la tavola scura là. I resti dell'asino giacciono ora in una buca scavata nel terreno. L'aspetto più inquietante dell'ennesima predazione deriva dall'esito del tampone prelevato nelle parti lacerate della bestia, che avrebbe rilevato come non si sarebbe trattato di un lupo puro, ma di un incrocio. Questo spiegherebbe il motivo per il quale i predatori si stanno avvicinando troppo alle case. I lupi dovete fare che giri gli fai? Vorrei dormire di notte insieme per poter sapere. Quanti sono i branchi di lupo in azione fra la Vena d'Oro e la Valcicogna è difficile da sapere. E i lupi mi fa proprio stare dal fiato, che ne è abbastanza, non troppi, no, super troppi, e allora non ti sa quanti che ne è. I timori si fanno sentire pure fra gli escursionisti che fuori di microfono manifestano apprensione. Il rischio è che la paura allontani i turisti, numerosi in questa fine di agosto, sul Colle Bellunese. Porcaria che basta. Questi lupi. Meglio le vacche come sapevano altà, noi lupi. Adesso la sanità, per sentire come procede il cantiere per la realizzazione della nuova cittadella sanitaria di Treviso, un polo atteso a livello veneto. Sta procedendo, stiamo andando su ovviamente con la struttura, quindi con i pilastri eccetera. Il programma a fine 2021 viene rispettato, perché questo è il programma,
con il blocco, con la cittadella di 600 posti letto. Il direttore generale Benazzi fa il punto sui lavori per la realizzazione della cittadella sanitaria, cantiere che procede secondo il programma nonostante lo stop di 3 mesi. Abbiamo avuto il problema dei rifiuti superato e che ci ha portato via quei 3 mesi e mezzo, perché dovevamo ovviamente bonificare l'area dei rifiuti che erano sottoterra. Entro il 2021 dunque sarà inaugurato il blocco centrale che accoglierà anche le 29 sale operatorie attualmente dislocate in vari edifici con conseguente dispersione del lavoro. Questa concentrazione in un'unica struttura, spiega il direttore generale, faciliterà il lavoro a chirurghi e anestesisti. Nel frattempo si continuerà con la realizzazione del blocco pronto soccorso e dell'area amministrativa. Entro il 2023, quindi all'oggi stiamo, pur avendo avuto i 3 mesi, stiamo rispettando il cronoprogramma. Rimanendo a Treviso, il cordoglio della città per la scomparsa di Elsa Svalduz, la signora della moda, così come tutti l'hanno sempre definita, imprenditrice della moda, ma insomma un personaggio molto importante per Treviso e non solo. Tanti messaggi di cordoglio in queste ore, scomparsa sabato all'età di 92 anni, tra gli amici di sempre anche Red Canzian, lo storico ex bassista dei Pooh e la moglie Beatrice, ma tantissimi ricordi in queste ore per Elsa Svalduz, appunto, che è scomparsa sabato all'età di 92 anni. Adesso una breve pausa pubblicitaria. Rieccoci in studio in diretta per parlare di evasione fiscale, perché i comuni veneti dati alla mano collaborano poco nella lotta contro gli evasori fiscali, ma un'eccezione virtuosa è Asiago, che detiene il record dei soldi recuperati per i propri cittadini. Solo il 7% dei comuni in Veneto ha segnalato irregolarità fiscali ed è riuscito a recuperare quindi questi soldi. Sono pochissimi, perché quindi il 97% non ha fatto niente. Una eccezione importante è questa qui, Asiago. Asiago ha recuperato da solo metà di quanto hanno recuperato tutti gli altri comuni in tutto il Veneto, ma siamo venuti qui a capire se per caso il comune di Asiago è di fatto una sorta di esattore fiscale travestito oppure è successo qualcos'altro. I dati del Ministero dell'Interno elaborati da SPCGL sono impietosi. Il 93% dei comuni veneti di fatto non ha segnalato irregolarità nell'evasione fiscale, mentre in un comune come quello di Asiago che lo ha fatto si sono recuperati un sacco di soldi per i propri cittadini. Certo, il caso di Asiago è un po' particolare. Un gruppo di immobiliaristi aveva fatto causa al comune, colpevole, secondo loro, di non permettere l'edificabilità di un'area centrale. Avevano chiesto al comune un danno enorme, specificando nero su bianco che loro su ogni appartamento ci ricavavano 200.000 euro. Peccato che avessero sempre dichiarato molto meno. Insomma, si erano messi in trappola da soli. Dalle denunce dei redditi, cioè dai bilanci di questi immobiliari, emergeva che il ricavo netto apparteneva circa ad una percentuale dell'1,7%. Mancava il 46%. Quindi mancava il 46%, quindi c'era una differenza talmente esorbitante tale da non giustificare una richiesta risarcitoria così elevata. Il comune di Asiago, segnalando e facendo il suo dovere, si è recuperato un sacco di soldi per le proprie casse, ben 690.000 euro che andranno in servizi ai cittadini, per gli studenti, per i residenti, per il sociale, una bella boccata di ossigeno. Il sindaco però, e qui si capisce perché molti comuni non si prodigano troppo per il recupero dell'evasione, spiega perché secondo lui le statistiche siano così striminzite sia in Veneto che nel resto d'Italia. Noi non vogliamo sostituirci alla polizia, cioè non vogliamo integrare quello che è lo stato di polizia, cioè il comune che va a denunciare casi presunti di evasione fiscale. Noi avevamo documentazione chiara, perizie depositate dinanzi all'autorità giudiziaria, e questo ci ha fatto muovere verso una determinata direzione. È chiaro che lo Stato di polizia non compete alle amministrazioni comunali, ma compete semmai alle forze dell'ordine, alla polizia tributaria, alla Guardia di Finanza. Quindi comprensibilmente i sindaci non vogliono vestire la divisa della Guardia di Finanza e neppure trasformarsi in gabellieri medievali. Eppure, come è positivamente capitato ad Asiago, non ci si può bendare gli occhi di fronte a situazioni palesemente sospette. Sempre di amministratori pubblici si tratta e non si può omettere di dimenticarsi dei soldi che poi alla fine restano dei cittadini. In questi casi, laddove ci siano dei dati eclatanti di evasione, è necessario che comunque ci sia una particolare attenzione da parte anche delle amministrazioni comunali, anche perché le risorse sottratte
al fisco, cioè allo Stato, verrebbero poi introitate dai comuni, come è successo al nostro comune, che adesso dovrà affrontare una variazione di bilancio di 690.000 euro, restituendo queste somme ai cittadini. Adesso parliamo della regata storica. È stata una regata storica quella di ieri particolare a Venezia, non solo perché era la prima, ovviamente senza il duo D'Este e Vignotto che contando hanno segnato le edizioni passate, solo Vignotto ne contava 16 di vittorie, ma è stata una sfida particolare per la vittoria appunto per la prima volta di Mattia Colombi e Andrea Bertoldini. Per una protesta, diciamo, pur pacifica contro il moto ondoso in Canal Grande durante il tradizionale corteo di barche. Qualcuna delle imbarcazioni portava un nastro nero come segno di lutto sulla prua, proprio per protestare contro le troppe barche a motori in Canal Grande. Comunque un successo, come sempre, la regata storica che ha portato a 100.000 persone circa lungo il Canal Grande. Adesso dalla regata storica alla Mostra del Cinema che oggi vede il Leone d'Oro della carriera, Julie Andrews, che ovviamente tutti ricordano come Mary Poppins, ma è stata anche una grande attrice di commedia con il marito Blake Edwards, ricordiamo soltanto uno, Victor Victoria, e poi altri film italiani in concorso, ce ne sono due, Martin Eden e poi anche il film Effetto Domino sulla crisi a Nord-Est. Allora ci racconta un po' la giornata di oggi Lorenzo Maier. Lorenzo. Buongiorno Nicola, buongiorno a tutti voi. Diciamo che hai sintetizzato un po' alla perfezione quella che è la giornata di oggi alla Mostra del Cinema, d'arte cinematografica, che arriva oggi al suo Giro di Boa. Giro di Boa che è caratterizzato da un'attesa, perché tra un'ora, poco più, sul palco della Sala Grande alle 14, Julie Andrews salirà per ricevere il suo meritatissimo Leone d'Oro della carriera dalle mani del presidente della Biennale Paolo Baratta e del direttore del festival Roberto Barbera. Andrews, che oggi non ha fatto la conferenza stampa, per cui l'attenzione di tutti appunto è proiettata alle 14 per vederla. Sarà un riconoscimento meritatissimo che a Venezia qui era molto molto atteso. Altro motivo della giornata di oggi è appunto il secondo film in concorso, quello che vedrà per protagonista Luca Marinelli, ambientato a Napoli nel Novecento, e con la regia di Pietro Marcello. Un'altra annotazione importante che è un po' mancata a Nord-Est è questo Effetto Domino, un film denuncia sulla crisi che irrompe alla Mostra del Cinema in una sezione della mostra, proprio per dare un senso di attualità, non solo una denuncia ma anche un filo di speranza su come questa crisi che tante vittime ha mietuto a Nord-Est in Italia possa essere in qualche misura risolta. Abbiamo sentito oggi Marco Paolini, tra gli altri, che ce lo ha raccontato, e questa sera ve ne daremo conto. Ieri è stata anche la presentazione della Film Regione della serata di presentazione della Film Commission, che per il Veneto mette ben sul piatto 8 milioni di euro a disposizione per le nuove produzioni che possano incentivare appunto il Veneto, la nostra regione, ma anche attrarre le grandi produzioni del cinema nazionale ed internazionale. A questo proposito una grandissima mostra che dice di essere forse la più importante per gradimento dell'ultimo decennio, da cui parte anche però un appello, visto che i giovani stanno affollando le sale. Cosa ne sarà dopo il festival di questo settore che sembra un po' in crisi? Ecco, forse una risposta può arrivare anche dalla Film Commission. E con questo, se non hai domande dallo studio, ti restituisco la linea e ci sentiamo questa sera. Grazie a Lorenzo Maier. Dunque anche importante, insomma, quali sono gli obiettivi, i programmi e questo appello della Veneto Film Commission. Siamo in chiusura. Allora vi ricordo intanto, come sempre, lo dico ad antenna, i riferimenti per segnalarci problematiche di servizi, redazione @antena3.it per scrivere una mail, 0422 023 0898 per lasciare un messaggio in segreteria, 351 175 5340 per SMS e WhatsApp. Evidentemente la politica in primo piano sotto i riflettori dei nostri appuntamenti, anche della programmazione, perché sono ore importanti. È probabile la chiusura del cerchio sull'accordo PD 5 Stelle, ma bisogna attendere
e anche questo è motivo di polemica, il voto sulla piattaforma Rousseau dei 5 Stelle, ma ci sono trattative ancora febbrili. Allora, ore 13 fra pochissimo per parlare appunto della situazione politica con Alessandro Bisatto, segretario regionale del Partito Democratico, Paolo Tosato, senatore della Lega, ed Enrico Pavanetto di Fratelli d'Italia a Padova. Quindi per ore 13 aspettiamo i vostri post e le telefonate allo 049 490 6054. Poi a 20:10, dopo il telegiornale di Treviso, l'onorevole Raffaele Baratto di Forza Italia e Stefano Pelloni del Partito Democratico, e poi alle 21:15, dopo la mini pausa, chiamiamolo così, estiva, torna il talk show del lunedì, torna Ring dalle 21:15 per mettere la politica alle corde. Quindi parleremo questa sera delle ultime ore prima dell'accordo sul governo giallorosso, sentiremo lo sfogo di Zaia, di Luca Zaia e Matteo Salvini a Conselve, quel state pronti per la rivoluzione, scopriremo che fine fa l'autonomia dimenticata e cosa voteranno i grillini sulla piattaforma Rousseau. Lo faremo con Alessandro Bisatto del Partito Democratico e segretario regionale del Partito Democratico, Simone Scarabella del Movimento 5 Stelle, Enrico Zanetti, ex viceministro all'economia, e il senatore Giampaolo Vallardi della Lega. Appuntamento dunque con Ring dalle 21:15. È davvero tutto, vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e arrivederci. Benvenuti al meteo. L'inizio della settimana vedrà un incremento dell'instabilità a causa della discesa di un fronte freddo in arrivo dalla Francia. Nuovo break temporalesco e calo termico. La situazione nel dettaglio. Sul Veneto avremo rovesci e temporali piuttosto diffusi fin dal mattino e per tutto l'arco della giornata. Attenzione a possibili fenomeni localmente anche intensi. Temperature, come detto, in lieve diminuzione, minime tra 17 e 20 gradi, massime comprese invece tra 24 e 27 gradi. Situazione simile sul Friuli Venezia Giulia, con tempo più stabile però al mattino, poi peggiorerà decisamente, come vediamo, con precipitazioni un po' ovunque e localmente anche di forte intensità. Temperature minime tra 18 e 20 gradi, massime sui 29 gradi circa. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige, anche qui il tempo sarà instabile con piogge su tutta la regione e per tutta la giornata anche. Temperature minime sui 18 gradi, massime in calo vistoso tra i 23 e i 24 gradi circa. Bene, dal meteo per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci.